come aurora del mattino, sei l'annuncio di Gesù. Tu col sole che dà vita, splendi nell'eternità, accompagna i figli amati verso il giorno che verrà. O di Dio felice Madre, o Beata Vergine, tutta bella sei Maria, nella tua santità, dono puro della grazia alla nostra povertà. Porti al mondo il Salvatore che umilmente si incarnò. O di Dio felice Madre, o Beata Vergine, la mia strada tu conosci, luce forza mi darai, nel cammino della vita, Madre amica tu sarai. Sulla croce nella gloria il tuo figlio seguirò. O di Dio felice Madre, o Beata Vergine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la solennità dell'annunciazione alla Beata Vergine Maria, della nascita del Salvatore. Lei con il suo sì è il punto di incontro tra la volontà di Dio e la risposta umana. Chiediamo al Signore in questa nostra Eucaristia il dono di saper essere persone che si affidano e cercano la sua volontà, per essere partecipi dei doni del Figlio del Salvatore, consapevoli che la nostra fede tante volte è tiepida e alcune volte la nostra testimonianza non è una testimonianza propriamente cristiana. Chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Santissima Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Christe
vobis Deum, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, nomine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, nomine Filii unigenite, Iesu Christe, nomine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, boniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloriam Dei Patris. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo.
su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Lode a te, o Cristo, lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole la fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo:
come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente della sua vecchiaia, ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Ci viene spontaneo collegare questo Vangelo dell'Annunciazione con la solennità del Natale. Qui c'è l'annuncio. A Natale celebriamo la realizzazione dell'annuncio della nascita del Salvatore. Potremmo dire che oggi è la solennità del sì di Maria, e noi, per comprendere questo gesto di Maria, lo mettiamo a confronto con la prima lettura e il personaggio chiave della prima lettura di questo brano del profeta Isaia, il re Acaz. Maria da una parte e questo re dall'altra. Potremmo dire l'uno l'esatto contrario dell'altra. Acaz in questa prima lettura sta vivendo un momento difficile. Il suo regno e soprattutto la capitale Gerusalemme sono assediate da un nemico forte. Acaz percepisce di avere di fronte una situazione molto più grande di lui e che con le sue sole forze non può assolutamente essere capace di superare il pericolo. E allora Isaia gli chiede di chiedere un segno a Dio, perché Acaz possa fare esperienza della fedeltà di Dio. Ma Acaz risponde in maniera elegante: non voglio tentare il Signore mio Dio. Però dietro questo essere elegante nella forma, quasi ossequiosa verso Dio, c'è di fatto un rifiuto di far entrare Dio in questa situazione di pericolo, in cui lui, come re uomo, si sente impotente. E potremmo dire che oggi viviamo attorno a noi esempi di questo stesso atteggiamento di fronte a un problema, un rischio, quello della nostra epidemia che stiamo vivendo, in cui l'uomo appunto si sente piccolo. Non tutti in questo frangente riescono ad aprirsi a Dio, ad elevare la loro preghiera. C'è la chiusura anche in se stessi, si salvi chi può, oppure non affidarsi ad altri uomini che sicuramente possono fare qualcosa, ma di fronte a questo, come altri grandi problemi, l'uomo percepisce di avere bisogno di una forza più grande, sia della propria, sia di quella dei propri fratelli, sia la forza fisica, sia la forza della scienza e della medicina. Maria risponde con un altro atteggiamento: eccomi, sono la serva del Signore, si compia di me, avvenga per me, secondo la tua parola. Maria si apre alla venuta di Dio, percepisce che quel bambino annunciato è per puro intervento divino, non per concorrenza, per partecipazione, per intervento di un uomo. È il frutto, questo bambino futuro, non di un amore coniugale tra lei e Giuseppe, ma il frutto di un puro intervento dello Spirito Santo che scenderà su di lei e la coprirà con la sua ombra, con la sua presenza. Noi siamo invitati, per avere una retta azione, ad aprirci alla contemplazione, a contemplare, gustare questa situazione, questa scena descritta nel Vangelo. Il Dio onnipotente che si fa piccolo e si fa debole, l'Eterno, l'assoluto, che sceglie di diventare uomo per fare in modo che questa umanità da Lui assunta, da Lui presa in se stesso,
possa essere redenta, liberata, fortificata da tutto quello che è contro la vita umana, sia il peccato da un lato, ma anche la fragilità fisica dall'altro lato. La natura umana è assunta da Dio perché la natura umana possa essere immortale e santificata. Ognuno di noi può fare esperienza del Dio Emanuele, del Dio che si fa uomo, del Dio che è in mezzo agli uomini, del Dio che porta salvezza, però naturalmente ci vuole un occhio di fede, perché Dio tante volte si presenta in forma piccola, in forma non macroscopica, in forma che non si impone, ma che si propone, per non costringere l'uomo a dire il suo sì, con un'evidenza non assoluta, ma con una presenza che può essere percepita solo dall'affidamento. Chi fa la volontà di Dio scopre, percepisce, fa esperienza di Dio. Se tu vuoi trovare Dio nella tua vita, se tu vuoi farne esperienza, scegli di cercare la volontà di Dio. E allora scopri che Dio c'è, che Dio ti è vicino, perché è Lui che ti aiuta a essere fedele a questa scelta tua di cercare e fare la volontà di Dio. E pensando a me e a te che siamo cristiani, cosa è questa volontà di Dio? Imitare Gesù, diventare suo discepolo. Essere discepolo di Cristo vuol dire imitare il Cristo. E naturalmente in questo, tu sperimenti cosa? Che non ce la fai da solo, però se fai questa scelta ti accorgi di essere sollevato da questo Dio. Nel tuo tentativo quotidiano di imitare Cristo, amando, non chiudendoti in te stesso, non mettendo al centro il tuo io, quello che pensi, quello che senti, quello che vuoi, ma aprendoti a quello che è esterno a te. Il fratello, la realtà che hai davanti, e in queste cose che hai fuori di te, esterne a te, tu continuamente chiedi al Signore: Signore, cosa devo fare? Cristo cosa farebbe oggi in casa mia, magari in questa libertà tanto limitata, con le stesse persone che vedo ogni giorno, quasi in ogni momento ormai? Cosa mi chiede Dio? Se fai questa scelta di cercare la volontà di Dio, di viverla, di cercare di vivere l'amore come lo intende Cristo, farai esperienza di Cristo, farai esperienza della sua presenza. Un po' come Maria diventerai in casa di Dio, abitazione di Dio, nel senso che questo Dio prende dimora nella tua esistenza, non nella tua carne come Maria naturalmente, in una forma diversa, però sicuramente concreta. E se noi in questi giorni possiamo notare tanti modi diversi di reagire a queste situazioni di oggi, possiamo vedere persone che si chiudono, persone che diventano anche violente, in certi casi purtroppo, persone che diventano eroiche nell'amore al prossimo. Colpisce un caso, una persona che di fronte a un'altra più giovane dice agli infermieri: quel respiratore non per me, ma per quel giovane, per quell'altra persona, per quel fratello. E sappiamo che per lui era chiaro che dire questo voleva dire perdere la vita per un fratello, per una persona che forse neppure conosceva. Ma quest'uomo era una persona di grande fede. Dio gli ha dato la forza e la consapevolezza che imitare Cristo voleva dire fare questo gesto. Gli ha dato la consapevolezza e la forza per vivere quel gesto. Chiediamo al Signore che nel nostro piccolo possiamo essere eroici nell'imitazione di Cristo, e in questo affidiamoci anche all'intercessione di Maria, Signora e Maestra del sì.
Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Maria è l'arca della nuova ed eterna alleanza. In lei si compie per opera dello Spirito Santo il mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per la salvezza del mondo. In comunione di fede e di speranza con la Vergine Annunziata, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Si compia in noi la tua parola, Signore, perché l'umanità accolga docilmente l'annunzio dell'angelo con tutto il suo carico di novità e di grazia. Preghiamo. Si compie in noi la tua parola, Signore, perché sul modello di Cristo, servo obbediente, sappiamo aderire con amore alla volontà del Padre e metterla al centro delle nostre scelte di vita. Preghiamo. Si compie in noi la tua parola, Signore, perché il deserto dell'incredulità e della durezza dei cuori fiorisca in opere di giustizia e di pace. Preghiamo. Si compie in noi la tua parola, Signore, perché in Cristo, nuovo Adamo, e in Maria, nuova Eva, sia riconosciuta la vera immagine della persona umana, uscita dalle mani dell'Artefice divino con il soffio creatore dello Spirito. Preghiamo. Si compie in noi la tua parola, Signore, perché la sapienza del Vangelo ispiri sempre l'umanità che progetta, soffre, spera e la orienti nel cammino verso il Signore che viene. Preghiamo. Si compie in noi la tua parola, Signore. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria, Madre Santa,
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo, celebrando l'incarnazione del tuo unico Figlio, e fa che la tua Chiesa riviva nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. All'annuncio dell'angelo, la Vergine accolse la fede e la tua parola, e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e con ineffabile amore portò in grembo il primogenito dell'umanità nuova, che doveva compiere le promesse di Israele e liberarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus, 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 Dominus meus, Sabaoth, pleni sum celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua parola, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella festa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza,
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Luigi Viviani, di Monsignor Elio Campeis, di Giuseppe, Maria e Anselmo, di Lucia Drigo nell'anniversario della sua morte, di Lucia Cagnas e di Giuseppina, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Poi il regno, con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona ad essi al mondo unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni a meno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti la tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al possesso della gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia, scritta dal cardinale Peter Erdo, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate di Ungheria. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia
Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Annunciazione, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Senza te, Sacra Regina, non si può in cielo salire. Senza te, Sacra Regina, non si può in cielo salire. L'alma sua non può perire, che a te serve, a te si inchina. Senza te, Sacra Regina, non si può in cielo salire, in cielo salire. Tu sei quella Vergine bella che portasti il Redentore. Tu sei quella chiara stella che per tutto dai splendore. Prega il tuo divin Signore, verso noi pietà s'inclina. Senza te, Sacra Regina, non si può in cielo salire, in cielo salire. Tu sei madre in ciel salita, con il corpo e l'alma santa, e di un manto sei vestita, di pietade tutta quanta. Per te il cor degli angel canta, Ave stella matutina. Senza